Siamo ovviamente nell'ambiente più idoneo per parlare di energie rinnovabili, di economia circolare, di valorizzazione degli scarti e soprattutto di quella che è l'attività del mondo agricolo. I temi principali che affronteremo in questo convegno sono legati all'applicazione della tecnologia in agricoltura, come la si può sostenere, come la si può promuovere, a che livelli siamo, quindi fondamentalmente cercheremo di stimolare una riproposizione della 4.0, questo credito d'imposta che negli anni ha portato sicuramente dei benefici importanti, ma non solo, cercheremo anche di capire e di stimolare la possibilità di una prosecuzione dopo la fine del PNRR, cioè di giugno 26, su tutta una serie di attività ritenute da noi strategiche per il cambiamento climatico legate appunto alla produzione di energie da fonti rinnovabili come il biometano. Quindi andremo a proporre e verificare quelle che sono le proposte contenute all'interno della legge di bilancio per cercare di riattivare il settore.